Buon pomeriggio ragazzi, io sono Lord Perso e noi siamo ancora qui tornati con Fratelli della Terra e la nostra leader Giorgia Melonzi a guidare l'alleanza tra gli uomini di destra all'interno della galassia. Questa qui è una prospettiva della galassia, ve la faccio vedere così potete farvi un'idea più o meno delle varie cose che stanno accadendo in questo universo. Il nostro obiettivo era dichiarare guerra ai fabbricatori Nex. Io non mi ricordo se già l'avevamo dichiarata proprio sul finale. Sta di fatto che ancora non siamo ancora in guerra. Adesso facciamo partire il gioco, lo aggiorniamo e vediamo un po'. Qui andiamo a concludere la serie, diciamo, delle attitudini. Quindi andiamo a sbloccare praticamente il massimo delle capacità dei nostri leader. E lo andiamo a fare, perfetto. Quindi abbiamo ottenuto un sacco di vantaggi, tra cui anche mettere un uomo leader in campo. E andiamo sulla tecnologia. Allora, io so già cosa puntare, onestamente. Ed è gioco forza l'evoluzione ingegneristica. Questo perché, ragazzi, dobbiamo far sopravvivere Giorgia più possibile. È il main core di questo gioco e Giorgia deve, cioè proprio la priorità massima, Giorgia deve vivere, anche se poi adesso, Giorgio, non lo sappiamo. Vabbè, comunque direi che evoluzione ingegneristica sia quello che fa il caso nostro. Ovviamente ci servirebbe anche tantissimo proiezione della forza galattica per aumentare il nostro potere militare. Però, ragazzi, Giorgia è più importante di qualsiasi cosa. Quindi andremo su evoluzione ingegneristica. Ok, intanto vedo che siamo sotto sia di risorse di cibo che di beni di consumo, che non è un bene per niente. Vediamo se dal punto di vista delle... No, ok, non abbiamo nessun editto attivo, quindi siamo proprio in perdita. Eccoci qua, ragazzi, come vi dicevo siamo in guerra. Stiamo entrando in guerra, quindi 21.7 contro 22, aia. Però io posso sempre fare, appunto, la parte degli editti. Quindi andiamo a farli. Allora, danni, corazza, esplosivi, munizioni e scudo. Sono le cose che ci servono adesso. Vediamo quanto jumpa. Ecco qua, jumpa praticamente quasi a 26. E ricordiamoci, siamo in due. Siamo sia loro, noi due, che sono i nostri primi schiavisti, diciamo, commerciali. Abbiamo fatto un'alleanza con loro per attaccare queste brutte persone qua, fondamentalmente. Anche perché loro sono già in guerra con questi, come vi ricorderete, che però vediamo che non gli sta andando proprio benissimo, più o meno, vabbè, sono ancora abbastanza nello stesso ordine di grandezza, comunque, per quanto riguarda la problematica dello sfinimento di guerra. Ok, andiamo avanti, vediamo. Il nostro obiettivo è prendere possibilmente questa zona qua, se riusciamo. Eccoci. Ah, qui c'è anche un portale L, quindi... Ok, andiamo su qualcosa... Vediamo. Su qualcosa di militare. Ok, va bene. Ah, dobbiamo... probabilmente ci ha aumentato il range perché abbiamo aumentato qualche... Abbiamo fatto qualche cosa... Ok. Qualcosa proprio a livello di range. Qua non possiamo ancora sbloccare perché forse devo fare una politica per farlo sbloccare. Va bene. Andiamo avanti. Perfetto. Abbiamo perso un po' di navi, ma va bene. Era importante prendere questa posizione qua, questa postazione qua. Andiamo a rinfocillarci. Sì, per forza. Ok. Perfetto, adesso possiamo togliere anche gli editti, perché tutti gli altri territori sono abbastanza facili da prendere, quindi non ci interessa. Una volta sfondato qua. E poi ovviamente dovremmo prendere anche questo nodo qua che è cruciale.
Allora, collezionista privato. Allora, possiamo acquistarlo. Dovrebbe restare in un museo. Oppure lasciate che se lo tenga. No, 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 no. Allora, lo potrei acquistare, però se l'acquisto, secondo me è meglio metterlo in un museo. Ok. Ok. Andiamo avanti. Ok. Progetto in scadenza. Dove sta? Ma l'avevo appena... Ah, ok. Non l'avevo visto. Va bene. Intanto stiamo ricostruendo tutte le navi della nostra flotta. Ho un leader inattivo. Ronda Padana. Però Ronda Padana... cosa fa? No, sì, ok. Niente, Ronda Padana rimane lì. Non voglio darle un esercito adesso. A proposito di esercito, il nostro esercito dove sta? Qua. Ok. A pacificare la zona, va bene. Recuperiamo tutte le energie. Qua cosa vuol dire? Indipendente. Non riesco a capire cosa voglia dire questa icona. Ma non so, va bene. Intanto iniziamo a prendere tutti i pianeti qua vicino. Il nemico, cioè il nostro alleato cosa sta facendo? Sta muovendo la sua flotta? Non riesco a capire. Intanto eccola, guardate qua il nemico 17. 9000, vabbè, niente di che. Siamo a meno 59, ci dà perdenti però, eh. Allora, guardate, io per non sapere leggere e scrivere vorrei aumentare questo qua. 9008, vabbè, 9008 non è male. Allora, vediamo un attimo. Commercialmente abbiamo 50.000, che è un'ottima cifra. Potremmo andare a prendere qualcosa. 3.009, mamma mia, costano veramente uno sproposito. No, teniamoceli questi soldi. Per le risorse queste qua, che potremmo andare a prendere. Continuiamo a fare navi. Beginning attack run on enemy station. Scientific breakthrough achieved. Bene, abbiamo sviluppato gli osservatori per i buchi neri. Ottimo. Andiamo a sviluppare il rilevamento... no, scusate, il rilevamento occultamento assistito. Ok, va bene. Italiano un po' maccheronico, un po' allegro. Tanto qui andiamo a migliorare le contraeree. Una nave. Ok, va bene. Qui cosa abbiamo? Lui che è fermo. Allora, chi abbiamo che fa ricerca qua? Quindi assolutamente andare qui e fare assistere la ricerca, assolutamente. Questa ce l'abbiamo così perché dobbiamo scoprire cosa c'è nelle varie galassie, quindi, cioè nei vari distretti. Ok, ma se io faccio rivendicazioni... Ok, sono già stati rivendicati questi sistemi. Questi due no, li rivendichiamo subito. Sì, ok, va bene. Scientific breakthrough achieved. Bene, artefatti minori, ingegneria, perfetto. Sì, andiamo a sviluppare la facoltà di archeoricerche, assolutamente. Che ci dà un boost alla ricerca notevole. Beginning attack run on enemy station. Ok, sì, va bene. Siamo noi che stiamo attaccando, va bene. Qua ragazzi, un bel buco nero. Un bel buco nero. Non ce lo toglie nessuno dalle scatole, È un... Allora, questa poi sarà da eliminare probabilmente. L'ho tenuta solo perché è una raffineria di nebulosa, però. Posso attivare la reliquia, non mi interessa. Andiamo avanti, andiamo a conquistare anche questo.
Attenzione, cos'è successo? Ok, si sono dichiarati rivali fra di loro, va bene. Inviti patto non aggressione. Le macchine si stanno coalizzando, poi è bella grossa questa qua. Ahimè. Beginning attack run on enemy station. Diamo le risorse. Non è che ce ne... Sì, beh, questa qua è abbastanza importante. C'è una risorsa ultra rara, importante da prendere. Perfetto, spostiamoci. Attenzione, ronda padana. Allora, possiamo aumentare la velocità della costruzione delle navi, oppure agire sulla flotta, aumentando i punti scafo e il disingaggio, che non è male, o i danni e la cadenza di fuoco. Io direi aggressore. Che abbiamo qua? L'ammiraglio Beginning Ginevra. attack run on enemy station. Ronda padana non è male, da mettere dentro. Ok, bene, stiamo già bene, stiamo avanzando. Perfetto, forse riusciamo a prenderci allora tutta questa zona addirittura. Perfetto. Qui cosa abbiamo? 6.200. Sarà un facile bersaglio. Bene, cannoni. Li abbiamo sviluppati. Abilità. O basi stellari. Allora, è che io non ho tante leghe per le basi stellari. Però anche abitabilità è importante. Dai, vabbè, andiamo a fare incrociatori. Puntiamo sulla guerra. Siamo in un'economia di guerra alla fine. Cioè, è un momento di guerra, quindi. Bene, intanto il nostro punteggio sta salendo parecchio. Qui è stata sconfitta un'armata nemica. Perfetto. Ottimo, ottimo. Bene, abbiamo preso anche questo. We have encountered some manner of spaceborne beast. Cosa... Non ho capito. Cosa che ha detto? Ah, ok, no, va bene. Va bene, va bene. Ostile. Sempre schiacciante comunque. Io ho paura che adesso saltino fuori da qualche parte. Qui la battaglia come sta andando? Hanno recuperato. Allora, il direttore del museo di esobiologia del pianeta Terra, Meadux, ha inviato una richiesta per l'acquisizione di diversi esemplari vivi. Sono stati individuati i pianeti natali, le specie non risultano piuttosto aride da catturare. La missione richiederà il supporto di una nave scientifica e parecchio tempo. Assolutamente va fatta. Assolutamente va fatta. Allora, nave scientifica. Andiamo a prenderci quello che ci serve. Navi spaziali. Dovrebbe essere un problema. Allora, curatevi, ragazzoni. Bene, archeo ricerche, perfetto, che era fondamentale. Sono contento che siamo riusciti a farla. Importante anche questa, di sbloccare ingegneria della rimozione dell'ostacolo. È importante che ne abbiamo tanti di questi, però anche questo non sarebbe male. Ministro della produzione, tanta roba. Ministro della produzione, tutte robe importanti. Però andiamo per gradi, dai. Tanto questo solo in 14 mesi riusciamo a farcelo. Qui ci insultano. Chi ci insulta? Loro. Va bene, insultateci pure, cioè cosa vi devo dire. Ma siamo a 11.004. Allora, la nostra flotta è ancora in una condizione di precarietà. Non è sufficiente. Dobbiamo aspettare per riuscire ad attaccare questa posizione qua. Ah no, beh, però in realtà 6.004, scusate. Allora no, possiamo andare. Andiamo all'attacco. Era questa che era ben fornita, cioè ben sistemata.
Però le altre no, quindi perfetto. Iniziamo, ok, rivendicazioni, va bene. Questa Dugar, interessante. Bene, siamo riusciti a contattare i pianeti uniti di Scientific breakthrough Habint. achieved. Va bene. Dove stanno questi? Stanno qua nell'angolino. Ok, ma direi che siamo neutrali con loro, non ci interessa. Ok, adesso possono aiutare nell'occultamento le navi spaziali, le scientifiche. E andiamo a fare il viaggio spaziale. Sì, bene. Ok, ecco qua. Bene, adesso stiamo andando all'attacco. Beginning attack run on enemy station. Contatto con Leviatano. Abbiamo incontrato degli esseri che superano in gran lunga ogni cosa da noi osservata durante tutta la nostra storia. Quindi sono degli esseri fondamentalmente che vivono tantissimo, sono enormi, sono, vabbè, insomma, particolari. Esatto, speriamo solo di poter sopravvivere alla loro presenza. Chi ci chiude i confini? Ok, ci ha chiuso i confini, va bene. Allora, andiamo a comprarci un po' di queste risorse qua, visto che non costano tanto. E anche di cibo. Costa pochissimo. Sì, ci prendiamo 4.000 anche di cibo. Bene, abbiamo conquistato un'altra base, perfetto. Allora, andiamo a prenderci questo pianeta qua. Ora andiamo a fare Esplora World. Ora possiamo farlo. Quindi abbiamo terraformato un pianeta, perfetto. Lo colonizziamo con... no, assolutamente, con questi. Assolutamente. Vivono di più. Assolutamente. Avanzamento stato... Oh, leader, chi? Ah, il comandante supremo. Allora, possiamo farlo diventare. Allora, per ogni nave nemica distrutta dell'impero guadagna unità. Wow. Cacchio. Vigile. Evasione, sistemi amici, cadenza di fuoco navale nei sistemi amici, va bene. Ah, mizzica. Ok, posso, vabbè, insomma, vabbè, questo è è stranissimo. Io direi che assolutamente aumenta i danni delle armi esplosive. Altrimenti, scusate, Zelota era... Ah, che disingaggio di meno. Facciamo questa qua. Bene. Beginning attack run on enemy station. Tiriamo a fare danno intanto ai nemici. Ok, vediamo dove porta questo wormhole. Qua. Non bene. Non bene, va bene. E facciamo assist ricerca. Andiamo a prenderci anche questo pianeta qua. E andiamo a costruire ancora delle navi. Livello del Senato, gestione globale dei rifiuti. Cos'è che vogliono? Più leghe, più lavoratori, meno abitabilità. Per me va bene. Preferisco più industria che abitabilità. Beginning attack run on enemy station. Ok. Meno 30. Invece il loro pianeta. Attenzione. 16.000, 15.000. Attenzione, Special project complete.
Perfetto, ricerca sociologica effettuata, perfetto. Ok, perfetto. Noi siamo abbastanza grossi come flotta, dopo tutto. Continuiamo a spingere. Rivendichiamo anche questo. Riusciamo a diventare belli grossi, meglio, ragazzi. Ok. Ci siamo appena visti una mega esplosione, ragazzi. Mamma mia, guardate. Qui è venuto fuori il mostro. Ce la siamo proprio appena beccata. Ok, abbiamo sbloccato l'ostacolo. Vediamo. Allora, possiamo fare accademia militare o un bonus di unità, ma non mi serve l'unità. Mega compressi, registri per linee. Non male. Forum dell'ipercomunicazione, non credo di avere problemi. Qua c'è una colonia penale. Qui criminalità più 100%, attrazione migratoria più 33. Allora, ok, la stabilità potrebbe essere nelle corde di Giorgia, fare una stazione orbitale che manipola le menti. Direi che molto complottista, quindi è perfetta. Allora, scusate, noi abbiamo gli artefatti pieni, giusto? Sì. Allora, abbiamo gli artefatti pieni. Ecco, vedete, io mi sono perso queste cose qui durante la partita, perché io potevo andare su gestione società, reliquie, e attivare, visto che sono pieno di questi artefatti, attivare delle innovazioni. Per esempio, applicazioni militari, lo potevo fare. Danno agli scudi aumentato, analisi dei punti deboli, danni corazza più 10, in realtà non importa, no. Analisi dei punti deboli. Per 5 anni abbiamo questo vantaggio. Poi vediamo un attimo. Possiamo fare ingegneria inversa sulla tecnologia arcana, distrugge alcuni artefatti minori per bonus tecnologici casuali. Cazzo, questo sì. Quanti ne ho io? 1800. Sì, assolutamente sì. Abbiamo aumentato la velocità di ricerca, perché abbiamo trovato decifratura arcana. Sebbene gli artefatti che stiamo studiando non abbiano fornito immediati risultati, stanno accelerando la ricerca in tutti i campi. No, intuizione sul portale L, no. Mi interessa perché è pericoloso per i portali L. Mostre museali. Sì, dai, facciamola. No, questa no. Non possiamo farla. Possiamo prenderla sui vari pianeti, ok. Venderli no, va bene. Quindi adesso che ne abbiamo accumulati un po', continuiamo ad accumularle. Ok, abbiamo preso questo territorio. Andiamo a curarci, a curare la flotta. Ok, guardate qua. Che macello. Sono grossi loro, sono grossi. Sono grossi. Io dovrei avere la tecnologia delle iperlinee, ma non ce l'ho più. Cioè, non ce l'ho più, non è più uscita. Purtroppo. Guardate, 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 guardate. Eccellente, perfetto. Ottieni obiettivi bellici. Quindi direi che ci fermiamo qui allora, ragazzi. Una facile vittoria per la nostra Giorgia Melonzi. Finalmente, mi verrebbe da dire. Ok, abbiamo mandato la proposta. Vediamo se la guerra finisce qui oppure no. Perfetto. Il miglior risultato possibile. Guardate quanto ci siamo espansi, signori. Finalmente. Finalmente. Bene, bene, bene. Ottimo, ottimo, ottimo. Questo metallo lo possiamo andare a recuperare? No, non possiamo andare a recuperarlo. Perfetto, ragazzi. Perfetto. Allora, qua... ecco perché era così potente, guardate. Guardate che arsenale che c'aveva dentro.
Allora, questa qui che sta al centro sicuramente la utilizziamo come osservatorio di buchi neri, come osservatorio, scusate, per i buchi neri perché ci serve. Però io, allora, vabbè, queste torrette qui sono veramente inutili. Direi che la facciamo come cantiere navale per l'orlo, questo orlo qua esterno. Uh, ma guardate, facciamo full cantiere navale. Proprio così di ignoranza. Ci facciamo una baia idroponica che ci serve. E andiamo a... Aumenta l'esperienza del leader, aumenta la possibilità di leader rinomati di contattarci. Ok. Supera la capacità di base estremamente 5. Ministro della difesa meno 8. Canale di ricerca cooperativa più 5. Ok, quindi costano di più i mantenimenti. Però cosa fa? Ufficio di reclutamento interstellare. Dimensione del gruppo di leader esterni. Non ho ben capito. Però tra tutti mi sa che è la cosa migliore. Oppure alloggi l'equipaggio. Mantenimento, non abbiamo lumeggiate. Facciamo questo. E qui va bene così, dai. Perfetto, signori. Vittoria, guardate qua. Troppo bello. Troppo bello. E loro non hanno preso niente, perfetto. Loro sono ancora in guerra? No, non lo sono, però li abbiamo ridimensionati a superiore. Perfetto. Sono questi che sono veramente, veramente forti. Mamma mia, sono in guerra con tutti. Quindi siamo portati a casa un bel potenziale, cioè un bel numero di pianeti che ci danno tante risorse. Allora, andiamo a fare un po' questa crittografia base qua, perché siamo messi veramente male. Allora, qui no, qui invece lo dobbiamo fare difensivo. Quindi andiamo a farlo difensivo. Ci serve assolutamente una rete di rilevamento, batterie di artiglieria e un hangar. Qua questo va assolutamente tolto. Qui faremo questo e qua faremo questo qua. Ok, abbiamo aggiornato la base stellare fondamentalmente. Questi pianeti qua invece li lasciamo così. Perfetto. Questa la possiamo togliere, anche se c'è ovviamente questa cosa qua che è molto utile. Altrimenti tolgo questa, che non mi serve più di tanto. Facciamo questa, dai. Ok. Abbiamo tolto una base stellare. Bene, bene, bene. Il gameplay sta andando bene. Devo dire che per ora il gameplay sta andando bene. Vediamo, non mi fa accedere. Allora chiediamo un'apertura dei confini. Li ripriamo noi a questi animali maledetti. Ok, anche loro hanno aperto i confini, perfetto. Ma non sanno che a noi serve questa ricerca qua. Tecnologia sviluppata, benissimo. Incrociatore. Andiamo a farci. Bene, guardate qua che sono aumentati i minerali, perfetto. Allora facciamo acceleratore a rotaia, sì. Facciamo acceleratore a rotaia, che fa un bel danno. Andiamo ad aggiornare la flotta. No, la mandiamo qua. Perfetto, siamo al massimo. No, manca una fregata, ma arriverà. Esatto, è questa qua. Adesso il sistema Alpha Centauri. Qui cosa abbiamo? Ah, ok. Questo lo riconvertiamo. Un cantiere. Allora, abbiamo tanti soldi che ci avanzano. Oh, perfetto. Adesso possiamo fare la base segreta spaziale. Perfetto. Allora, qui andiamo a ottimizzare il cibo. Io farei più
L'ufficio logistico. Ok, e qua andiamo a prenderci un po' di risorse. Allora, io vorrei prendere queste, però costano veramente un occhio della testa. 4.000, ragazzi. Cioè, 4.000 è veramente tanto. Cristalli rari più 7. Sono i gas esotici il nostro problema. Potremmo andare a comprarceli. Andiamo a comprarceli. Bene. Allora, questa stazione qua, la rotta commerciale, finisce qui. Ok. Qui abbiamo un pianeta, il pianeta degli Arditi, che sta qua, ok, Aene. Abbiamo un disoccupato. Allora, vediamo cosa possiamo dargli. Sicuramente potremmo dargli questo qua. Che possiamo togliere un ostacolo. Allora, prima diamogli il lavoro. Direi che gli diamo questo qua, sì. E poi gli diamo un distretto generatore. Glielo sblocchiamo. Sblocchiamo questo. E poi facciamo anche una casa in più. Perfetto. Perfetto, ragazzi, perfetto. Qui possiamo... Allora, qua, esatto, archeoricerche, ma non solo. Ma noi possiamo anche fare... Dovrei averlo sbloccato il centro. No, il centro di ricerca. No, non l'ho sbloccato. Ok, non l'ho ancora sbloccato. No, vabbè, dai, rimaniamo così. Fine dell'impero. L'impero stellare con un nome sconosciuto è stato distrutto dai suoi nemici. Non li conosceremo mai. Invece quello di Giorgia si sta sempre più ampliando. Perfetto. Allora, eccolo qua, istituto di ricerca. Molto importante. Però anche la decrittazione. Oppure una produzione di della stazione di ricerca, perché a breve noi avremo anche la stazione che va a produrre dei punti di ricerca fisica, quindi dai, andiamo. Bene. Ok, perfetto. Osservatorio a breve. Perfetto. Qui stiamo modificando. Perfetto. Allora, Blur nel sistema Raction. E dov'è? Qua. Ok, che a me non interessa onestamente. È stata rilevata un'entità subspaziale immensamente potente. Non sembra essere ostile, potrebbe anche essere non consapevole della nostra presenza, ma la sua mera esistenza causa enormi studi spaziali all'interno del sistema. Ok, quindi praticamente non riusciamo a vedere, emette un complesso schema di impulsi tachionici che Blur cerca, Blur trova, sta ripetendo, oddio. E se non sbaglio questo interferirà esatto con i nostri sistemi navali, quindi non riusciremo più a vedere le navi da vicino, se non sbaglio. Questo dovrebbe comportare questa cosa qua, se non sbaglio. Qui intanto stiamo sempre più andando giù di risorse, va bene, ma le possiamo acquisire tranquillamente. Qui salgono però, sono già salite. Ma prendiamone altre 2500, dai, per portarci avanti, così facciamo salire il prezzo di quelli che le comprano. Non le abbiamo attive, vero? No, ok. Perfetto, costruzione completata. Perfetto. Allora, scienziato Cassandra. Andiamo a vedere cosa fa lei. Ok, aiuta. Aumento la longevità o il tratto di analisi anomalie? Direi analisi anomalie. Loro hanno fatto quello che dovevano fare. Quindi, scusate. Esatto, torniamo in una condizione normale. Loro non hanno ancora finito di fare l'anomalia, leggere l'anomalia, va bene. A breve. Ok. Scientific breakthrough achieved. Acceleratore a rotaia. Perfetto. Sì, andiamo a sbloccare i missili quantici che sono importanti.
Poi li installeremo sulle varie navi. No. Ok, a breve avremo il cantiere navale Scientific e breakthrough potremmo achieved. aggiornare qua. Perfetto. Abbiamo anche adesso sbloccato l'accademia navale. La segniamo sul cibo, dai. Allora, l'accademia navale è importante. Quindi io qui vado a togliere le baie idroponiche e vado a mettere l'accademia navale. E anche qua faccio la stessa cosa. La mia stazione, se non sbaglio, esatto, ha alloggi di equipaggio e baie idroponiche. Io qua gli vado a mettere l'accademia. Avrò un deficit di cibo, vabbè, prima o poi lo saneremo. Avevo tanti cristalli rari, eh. Allora andiamo a aumentare qua il parco amministrativo. Ma mi dice che posso fare un upgrade qua. Facciamolo. Qui ok, qua Our ships have been made anche. superior. Primo italico mi dice che ho un disoccupato, va bene. Allora qua che potevo toglierlo. Facciamo un giro, va, che vediamo se c'è qualcosa che devo togliere oppure no. Guarda, guarda qua. Qui andiamo a togliere, ad aggiungere, scusate, un industrie civili. E anche qui. Scientific breakthrough achieved. Bene, produciamo più cibo. Andiamo a fare... Ma... Trattamento alimentare, situazione di ottimizzazione climatica, velocità di costruzione navi. Wow, questo sì, che è bello. Rete difensiva antica. Comando della flotta. Anche comando della flotta. Però facciamo questo, che mi abbassa il mantenimento delle navi. Sicuramente nei beni di consumo avrò un miglioramento. Qui come siamo messi? Si stanno abbassando. Si stanno abbassando, bene. Potrei comprarmene un po'. Però adesso sono ancora troppo alti. L'albero. Nel vuoto cosmico tra gli asteroidi, attorno a TR 44285, è presente un albero alla deriva. Un albero? Un evento senza precedenti ed estremamente improbabile. L'albero è circondato da una bolla protettiva che ricorda uno scudo energetico. Qua. All'improvviso abbiamo rilevato alcune strutture ostili in avvicinamento. Tutto questo succede esattamente quando un po' di linfa è colata attraverso lo scudo dell'albero mentre raccogliamo campioni. Potrebbe aver citato le creature. Situation log updated. Ah, ok. Quindi queste creature ci stanno dando battaglia. Però va bene ragazzi, noi abbiamo una mega torre. Sciacalli. Allora, calmi. Allora, la signora del vuoto ha un messaggio per voi. Se lo desiderate potete assoldare alcune delle nostre flotte commerciali. No, mercenari, scusate. I nostri equipaggi sono disciplinati, bla bla bla. Quindi se vogliamo, possiamo prendere loro come mercenari. Ok, vabbè, se ne sono andati. Entità aliena identificata. Ok, quindi abbiamo questa aliena tubolare, questa entità aliena. Qua. Si rifiuta di rispondere alle nostre chiamate, però non è aggressivo. Deve essere minaccioso oppure imparare. No, li studieremo. Vogliamo vedere che cos'è. Tra l'altro qui ai margini ce l'abbiamo, perfetto. Allora, qui si è... Sì, ok. Quindi andiamo a potenziare la nostra flotta. Ok, dove sta la mia... Ah, è jumpata. Vabbè. Allora mando lei.
L'altra mia nave qua. Ok, sta facendo il suo lavoro, bene. Bene, bene, bene. Allora, questo possiamo anche evitare di dargli quel comando qua, perché io ho paura che mi salti fuori qualche schifezza da lì, da questo portale Scientific qua, breakthrough achieved. da qua. A parte che da qui usciranno e non li becchiamo neanche, però. Bene, intanto la produzione di risorse è stata migliorata, quelle come si dice, tecnologie a livello medico, comunque fisico. Possiamo aumentare il fulcro energetico, assolutamente sì. Assolutamente sì, perché ne ho un po' di questi attivi, quindi migliorarlo è sempre cosa Our buona. ships have been made superior. Perfetto, intanto le navi sono state migliorate. Block Bene, cleared. bene. Ragazzi, i beni di consumo sono schizzati alle stelle. Molto bene la produzione invece Construction di complete. risorse. Qua possiamo andare a aumentare questa risorsa qua. Granelli volatili non siamo messi bene per niente. Qui continuiamo così. Allora dovrei allora qui ho trappole per granelli e una produzione di cosa sono questi? Di cristalli sintetici. Io vorrei fare un'altra raffineria di gas esotici. Una raffineria di gas esotici, la facciamo qua. E andiamo avanti così. Questo è un pianeta potenzialmente abitabile. Lo terraformiamo e lo facciamo un pianeta continentale. Sì, perché abbiamo bisogno di espanderci, ragazzi, nella galassia. Qua 5.500, quindi 25. Noi siamo 20, scusate, 15. Noi siamo 22.000. Quindi direi che possiamo andare anche qua a vedere cosa c'è. Special project complete. Eccellente. Bene, abbiamo acquisito un'altra specie aliena. Perfetto. Sembra che di loro spontanea volontà siano voluti venire sul nostro, cioè con noi nel museo. Va bene. Wey. Vabbè, l'imperatore Giorgia. Vabbè. Ogni volta che lo vedo muoio, cazzo. Chiede, cioè vuole aumentare, cioè aumenta il livello. Quindi esperienza iniziale nella nave. Wow. Limite comando flotta. Wow, wow, wow. Allora, bene. Artista del genoma. Punti di modificazione genetica +1. Costo progetto speciale. Modifica specie. Mantenimento pop. Costo progetto speciale. Quindi possiamo farlo o un artista del genoma di livello 3, quindi potentissimo, oppure fedeltà mentire dei sutti e approvazione diplomatica. Anche approvazione diplomatica. Alto re non lo so, perché aumenta la felicità, aumenta la stabilità, produzione di risorse, che non sarebbe male, però secondo me presenza imperiosa, proprio perché deve anche a livello internazionale, diciamo. Allora, qui abbiamo selezionato, andiamo sulla genetica, assolutamente, perché permette di cercare come transgenesi quando la facciamo tutte. Adesso abbiamo le vasche di clonazione, punti modificazione genetica +2. Io farei genetica a questo punto, ragazzi, perché Georgia must to die. No, scusate, to live. Cioè, deve vivere Georgia per forza. Perfetto. Evoluzione ingegneristica. A volte l'evoluzione ha bisogno di una piccola spinta nella giusta direzione. Ora possediamo la tecnologia per modificare geneticamente i nostri corpi e le nostre menti in modo che possano sopportare
Le sfide di un ambiente in continuo mutamento. Perfetto. Adoro questa cosa. Ok, quindi c'è una... no, cos'è che c'era? Cos'è che mi diceva? Che c'era un'altra cosa che posso adottare, quindi posso fare, va bene. Qui le case, ce ne sono poche. Andiamo ad ampliarle con un distretto in più. Perfetto, ragazzi, perfetto. Andiamo qua. No, progetti di ricerca. Blocker cleared. Ok. Bene, bene, ragazzi, sta andando tutto in perfetta sinergia. Questi tremano. Blocker Sì, cleared. se io dichiaro guerra a questi, guarda cosa mi tiro dietro. No, no, no. Stiamo nel nostro, tranquilli. Sono queste che dovrei far Scientific aumentare. breakthrough achieved. Bene, mantenimento si è abbassato, perfetto. Allora, posso fare più cibo ancora, che non sarebbe male, o fare punti modificazione genetica, anche quello. E anche questo, burocrazia. Presso amministrativo. Mega complessi in realtà non mi servono. Vado sull'agricoltura. Ma guadagno già abbastanza. Andiamo sulla burocrazia galattica. Confini chiusi. Ok, mi hanno chiuso i confini. Assolutamente. Chiudo anche io i confini. Sono ancora in guerra, tra l'altro, loro. Con questi, ok, che mi odiano se non sbaglio. E poi con chi? Vediamo. E con questi. Che questi qua sono forti, ragazzi. Il problema è questo, che questi sono veramente forti. Noi potremmo dichiarargli guerra, perché, se non sbaglio, noi da qua... No, da qui no. Ma da questo wormhole, eccolo qua, possiamo andare direttamente qui. Quindi potremmo anche dichiarargli guerra. Vediamo il livello superiore. Sono commercianti pacifici, però. Perché andargli a rompere le scatole? Scientific breakthrough achieved. Effettivamente non ha molto senso. Bene, abbiamo sbloccato un'altra tecnologia. Allora, indizi. Oppure... No, andiamo a migliorare i punti scafo corvette della fregata, così diventano belle solide. Qui sta facendo il suo lavoro, siamo al 20%. Andiamo a migliorare le difese. Our ships have been made superior. Ok. Qui abbiamo servizi meno 1. Questi si mangiano tanti servizi. Allora andiamo a We fare have un forum. established a new planetary base. Bene, fondata una nuova colonia. Perfetto. Guardate quante risorse di distretti minerali ci sono qua. Perfetto. Cosa che però non faremo adesso. Quindi andiamo a sbloccare un distretto cittadino. E poi andiamo a fare una clinica genetica, proprio per pushare. Bene. Vabbè, non mi interessa onestamente. Questi. Conosciamo un bel posticino da saccheggiare. Cazzo, sono forti questi. Questi qua Scientific breakthrough se achieved. scoppiano, mi scoppiano in faccia, è un bel problema. Allora, possiamo migliorare la decrittazione. Solo 3000, ci impiega veramente poco. Oppure istituto di ricerca. No, facciamo decrittazione. Ragazzi, non mi è uscita più la tecnologia per fare le iperlinee, ragazzi. È un problema. È un problema, sono veramente lento se mi attaccano.
Saranno lenti anche loro, però. Special project complete. Tesser God catturato, bene. Perfetto. Allora, qui abbiamo finito la nostra missione. Ecco, qui c'è l'altra. Devo andare a fare. Lui cosa sta facendo? Ok, sta facendo la sua missione. Ok, ognuno è impegnato fondamentalmente, bene. Adesso questo facciamo uscire. Special project complete. Eccellente, perfetto. Io qua farei due piattaforme difensive. Allora, progetto speciale completato. Dopo una rigorosa ricerca abbiamo capito perché la linfa dell'albero ha attirato le creature. L'albero è in grado di produrre una sostanza estremamente nutriente che ha l'abilità di riparare il tessuto biologico. Questo è un albero della vita. Se lo raccogliessimo potremmo utilizzarlo per aumentare la durata della vita della nostra gente. Ancora? Madonna Giorgia, 3000 anni la facciamo vivere. Adesso vado a vedere quanti anni ha. Potremmo utilizzarlo per aumentare la durata della vita della nostra gente, ma c'è un problema. Il potere di guarigione dell'albero è limitato. Potremmo utilizzarlo solo per migliorare sostanzialmente la vita di un piccolo gruppo di persone e migliorare di poco le condizioni di tutti. E ovviamente datele ai nostri leader. Ragazzi, più 15 a Giorgia. Lasciate che l'albero vada alla deriva. Ragazzi, 15 anni in più ancora la nostra Giorgia. La nostra Giorgia la facciamo diventare immortale, scusate, Quanti anni c'ha Giorgia? Ha 132 anni, raga, ma secondo me arriva tranquillamente. Gli abbiamo dato 80 anni. Adesso 15, altri 95 anni in più gli abbiamo regalato a Giorgia. Mettiamo che dovevamo morire a 90 anni o giù di lì, o a 120 più o meno. Con altri 95, con altri 100 fai. A 200 anni ci arriva, Ma ci arriva di bestia. Cioè, raga, qua a meno che non fanno un colpo di stato, Giorgia non se la levano più, Ma non se la levano proprio più. Allora, andiamo qua a vedere la situa qual è. Vediamo un po'. Incredibile, Giorgia. Una Giorgia così frizzante, frizzantina. È proprio il top gamma. Scusate, mi sono perso. Cosa stanno votando? I sudditi hanno un'attrazione etica del 25% verso l'etica fanatica del loro signore. Ci opponiamo, non abbiamo sudditi. Conforti e caduti. I lavoratori disoccupati riducono la penalità dovuta all'insoddisfazione del 10%. Peso diplomatico della tecnologia meno 20. Attrazione etica spiritualiste. Opponiti. L'età stare degli studi. Collegando insieme le nostre basi stellari in un'enorme rete sensoriale possiamo migliorare immensamente la qualità dei dati che raccogliamo. Questo è importante. Questo è importante. Queste sono nuove, Questa non c'era prima, ragazzi. Questa cosa qua, con queste caratteristiche. Produzione stazione di ricerca più 20 da quando? Questa la supportiamo però, perché ci sta. Questa non me ne frega niente. Forma il Consiglio Galattico. Sì, assolutamente. E qua, se riusciamo, gli assegniamo anche qualcuno. Assegniamo lui. Che è importante che ci sia il Consiglio Galattico, ragazzi, perché Giorgia deve prenderne possesso. Attivazione reliquie disponibile, ok, va bene. Qui mi dice cosa? Ah, ok, che... Va bene, però intanto sto facendo il distretto cittadino. Presenze e flotte ostili. Ok. Ma noi siamo belli grossi. Attenzione. Possiamo attivare... Che cosa avevo fatto? Produzione risorse. Perfetto. Condizionamento leader. Guadagno esperienze leader. Dimostrazione di potere non mi interessa.
Forti da soli non mi interessa, mappa ignoto, opportunità infinite, potenziamento militare, wow. Wow. Ricerca genetica, velocità di ricerca e biologia, costo speciale di modifica della specie meno 5, velocità sembranza organica, wow. Organizzazione del consiglio, non mi interessa, società di evoluzione. No, io faccio ricerca genetica, ragazzi. Velocità assemblaggio pop. Assolutamente sì. Vediamo un po'. Questi brutti signori si stanno anche separando. Bene. Ok, abbiamo incontrato qualcuno di diverso, perfetto. Debris analyzed. Allora, tecnologia sviluppata, perfetto, decrittazione, perfetto, perfetto. Oh, rete ipervia, finalmente ragazzi, perfetto, perfetto, perfetto. Allora, ok, fa niente. Facciamo fuori questi qui. Battle is joined. Perfetto, abbiamo acquisito un altro pianeta fondamentalmente, perfetto. Andiamo a costruirci, no, non possiamo costruirci niente. Quindi, quale di questi è fermo? Lui. Lui è fermo, quindi tu vieni qua e fai ricerca. E poi lo andremo a occupare. Qui abbiamo il primo contatto che ce lo teniamo. Progetto in scadenza, perfetto. L'altra nave viene qua. E andiamo avanti così, nessun ordine. Ok, nessun ordine. Allora faccio ispezione a sistema. Perfetto ragazzi, serata in sessione. Approfondimento amministrativo. Ok, ho già scelto. Crediti energetici. Allora, crediti energetici, vediamo a livello di leghe. Vabbè, qualcosina è sceso. Bruciamoli così. Scientific breakthrough achieved. Tecnologia sviluppata, perfetto. Quindi abbiamo fonde ditti, spionaggio base, migliora, perfetto. Allora, vado a fare l'ultima tecnologia. Museo automatizzato. Flagello. Va bene. Ok ragazzi, bene, la situazione è questa, quindi Giorgia sta continuando ad allungarsi la vita, il progetto di allungamento della vita di Giorgia è al massimo del suo splendore e ci sono un sacco di novità dal punto di vista comunque generale della galassia. I confini abbiamo vinto la guerra, quindi abbiamo aumentato i nostri confini. Beh, direi che va tutto bene. Per ora, nonostante il grave periodo di crisi che abbiamo avuto inizialmente, adesso sembra che la strada sia tutta in discesa. Bisogna vedere quanto dura questa discesa. Va bene ragazzi, ci vediamo al prossimo gameplay. Mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e diffondete il verbo. La nostra Giorgia non morirà mai. God save the Queen. Ricordatevelo.